Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora buongiorno, benvenuti, questa è Diva FM, ma è anche Made in Polesine, ma è soprattutto anche Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Non capivo. Non te l'aspettavi. Non capivo perché ti sei un po' perso. Sì. E poi ero distratto, assolto nei miei pensieri come tutti noi vecchi. Vabbè. Allora dicevo, stavo pensando a quei cantieri andare a vedere. Il cantiere andare a vedere. Sai che noi anziani andiamo a vedere i cantieri. Sì. Dai. Dicevo, questa è una nuova Bisogna puntata. fare dai piano se la telecamera. Sì, cade giù. Nuova puntata di Made in Polesine, anche questa settimana siamo qua. Oramai ci stiamo avvicinando a Natale, siamo entrati nel mese di dicembre, quindi siamo veramente vicinissimi. Allora, cosa dire? Andiamo con i titoli? Posso andare? Vai. Allora, primo, molestie e polemiche. Poi ancora media e pandemia. Ancora autovelox. A cosa servono questi autovelox? Chi lo sa? Poi Sanremo, musica e giovani. Ultimo ma non ultimo, Delta e Natale. Questi i titoli di oggi di Made in Polesine, tra poco per iniziare la puntata. Allora siamo pronti per iniziare con il nostro primo titolo di oggi. Questa è Made in Polesine e parliamo di appunto molestie e polemiche. Allora, perché ne parliamo? Sì. Perché la notizia di questa settimana è stata che domenica una giornalista di una televisione privata toscana è stata molestata da un signore che gli ha toccato il culo. Sì, abbiamo visto un po' tutti quanti. Vabbè, sì. E questo è un fatto esecrabile, decisamente negativo, fa parte un po' della cultura macista che abbiamo nel nostro paese e quindi è giusto sottolineare ed è giusto criticare e cercare che non venga più fatto. Però c'era un bell'articolo di Selvaggia Lucarelli. Selvaggia Lucarelli, che è una giornalista, tra l'altro opinionista, che partecipa anche a Ballando sotto le stelle, ma è sempre molto polemica, eccetera, ha detto secondo me una cosa molto interessante. Perché nelle trasmissioni sportive si adopera sempre la grande gnocca? Sì. No, perché fa parte di quel luogo comune, donne e motore, gioie e dolori, quando si deve fare la pubblicità di una macchina si mette sempre il gnoccone mezzo nudo, la pubblicità della Pirelli attira l'attenzione, dai, sicuramente sì. Ho capito, però sì. Allora è inutile poi dopo ci meravigliamo di questi atteggiamenti, cioè alla fine ci vorrebbe un po' di equilibrio. Metti una giornalista brava, anche se brutta, a fare il commento sportivo e non mettere una gnoccona che magari non sa niente di calcio perché è solo bella. Questo è vero, insomma, quindi questo post, al di là di, ripetiamo, esecrabile quello che è successo, nel senso che uno non si può permettere assolutamente di toccare anche il culo a una persona, no, sia uomo che donna, quindi visto che facciamo un discorso di genere, questo no, sicuramente. Però, come ripetiamo, tutte le televisioni, dalle private a quelle nazionali, mettono sempre la super gnocca a presentare il calcio, che magari ne sa tanto come me, che io assolutamente non so niente. Ed è assolutamente una provocazione. Insomma, ed è assolutamente fuori luogo, e dopo quando succede che qualcuno magari preso da questo macismo strisciante si prende certe libertà, diciamo che perde un po' la ragione in questo caso, come è successo questo ragazzo, questo uomo che è passato, insomma, gli ha toccato il fondoschiena a questa è da criticare, però è da criticare forse molto di più, secondo me. E ripeto quello che ho letto da Selvaggio Lucarelli, che secondo me è una cosa abbastanza lapalissiana da una parte e anche molto, molto giusta da sottolineare, che nelle trasmissioni sportive, ma anche in tutte le trasmissioni televisive, quando si mette la super gnocca eccetera eccetera, poi dopo guarda anche le previsioni del tempo, per esempio. È vero, ti ricordi quando c'era Bernacca? Nessuno aveva strane indole. Ecco, se uno può scegliere tra Bernacca e la super gnocca, prende la super gnocca. Certo, sì. Però effettivamente è questo uso della bellezza femminile che dopo alla fine non critichiamo se qualcuno parte di brocca. Vabbè, ce l'avevamo qua, volevamo dirvelo. Ammesso e non concesso, comunque. Ammesso e non concesso. Vabbè, come diceva Totò.
Era lui? Sì, era lui. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo così rientrati e pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Vi ricordo ogni sabato mattino tra le 11 e mezzogiorno, poi in replica la domenica mattino tra le 10 e le 11. Adesso secondo titolo, media e pandemia. Allora, che dire, per un emittente, una testata che collabora, che è Rovigo in diretta, abbiamo fatto un servizio, del quale hai partecipato anche tu, certo, parlando di media e pandemia, nel senso che tutta questa confusione che c'è, adesso sappiamo che c'è la nuova variante sudafricana che ci sta, che anche lì hanno detto tutto il contrario di tutto, sembrava che fosse una nuova peste che stava arrivando e che non ci fossero assolutamente vaccini o altre cose per metterla a posto, invece dopo è venuto fuori che così è molto più innocua di quanto si pensi, sì, e addirittura la terza dose può superare anche questa ennesima variante del Covid. Però la critica che volevamo fare è che tutte le persone che abbiamo intervistato hanno detto effettivamente c'è una grande confusione, non ci capiamo più niente, dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo fare la terza dose, non dobbiamo fare la terza dose, dura 6 mesi, dura 3 mesi, i bambini sì, i bambini no. Tutto questo sta portando veramente la gente che non ci capisce più niente e a giustificare anche i Novax, che possono essere criticabilissimi, però a questo punto anche loro hanno una ragione di esistere. Sì, esatto, cioè, sì. fin quando tutti possono dire la qualsiasi, chiunque può dire tutto e il contrario di tutto, qualche politico che cavalca la tigre per avere qualche voto in più e quindi fa suo un giudizio c'è sempre ferrato, qualcuno che ci eccetera. specula sopra poi su questa cosa. Quindi la responsabilità dei media in questo caso è gigantesca. Noi nel nostro piccolo, che facciamo anche noi informazione, effettivamente dobbiamo farci un'autocritica, cioè, sì, esattamente, sì. Dobbiamo fermare questa deriva, se no poi fra poco verrà fuori un'altra cosa che sarà gestita urlando, non capendo assolutamente niente, eccetera, e quindi la gente è sempre più spesata e la gente si allontanerà sempre di più. È vero che c'è molta confusione anche per questa cosa, insomma, che ti ricordi quando sono iniziate le vaccinazioni e tutti dicevano sì, va bene, ci vacciniamo, la durata è 12 mesi, poi invece all'improvviso non era più un anno, 12 mesi, ma era 9 mesi. Ma allora, cioè, queste cose sono pilotate oppure no? Perché prima una cosa, il vaccino deve durare 12 mesi e poi all'improvviso 9, poi sembra che 6 mesi addirittura, e quindi, esatto, quindi qua c'è molta confusione, non si capisce niente, la gente è veramente molto molto spiazzata. La gente è molto spiazzata, è vero. Vabbè. E che dire, quindi facciamo un'autocritica, tutti i media del mondo. Non vogliamo poi parlare del discorso dei vaccini che in Africa non arrivano scaduti, costano troppo, eccetera, eccetera. Questo qua è un altro discorso, però la responsabilità dei media in questo caso, la responsabilità di quelli che fanno i servizi televisivi, i giornali, eccetera, è gigantesca e hanno fatto altro che creare confusione. E nella confusione tutti possono dire la loro, anche quelli che magari dovrebbero tacere, e quindi c'è questo grandissimo casino. Non ho detto confusione, ma più casino. Casino proprio, sì, proprio nel senso letterale del termine. Rende meglio l'idea. Va bene. Sicuramente. Allora, abbiamo esaurito anche questo argomento che insomma ci tenevamo un po' a sottolineare e a rendere un po' più pubblico, se vogliamo, anche se lo è già abbondantemente. E ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo così rientrati su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV, e adesso io, Davide Stefanelli, e lui, Leandro Maggi. Fammi dire il mio nome. Leandro Maggi. Lui. Il milanese. Lui. Eccolo qua. Dicevo, siamo pronti per continuare la puntata di oggi. Altro titolo, Autovelox, a cosa servono? Allora, un altro bel dilemma questo. C'è stato un articolo sulla stampa locale, in particolar modo di un consigliere di minoranza del comune di Taglio di Po, il signor Pragnolato, che diceva 2 milioni di euro che sono stati recuperati con l'Autovelox sono effettivamente per i cittadini un grosso problema. Sì. E allora da qua parte la nostra considerazione. Parte la considerazione in special modo dalla strada statale Romea. Da Rosolina a Rivà, che sono
penso più o meno 12 km, non penso molti di più, anzi forse meno. Ci sono 8 autovelox, quindi sicuramente se un unico autovelox a Taglio di Po porta quasi 2 milioni di euro l'anno, penso che 8 autovelox sulla Romea, con tutto quello che comporta di traffico eccetera, porti una cifra enorme. Non lo sappiamo quanto, ma sicuramente tantissimo. Allora, l'autovelox dovrebbe servire per cosa? Innanzitutto per prevenire gli incidenti. Fatto sta che la Romea, nonostante, rimane sempre la strada più pericolosa d'Italia, addirittura peggio della Salerno-Reggio Calabria. Quindi vuol dire che questo deterrente per non fare incidenti non c'è. Seconda battuta, questi soldi, secondo me, dovrebbero essere indirizzati per mettere in sicurezza le strade. Cioè, esatto, io tiro su soldini e metto in sicurezza le strade, cosa che secondo me non succede, perché la Romea, io che ci ho abitato proprio davanti, sono 60 anni che è sempre uguale, sono perlomeno dagli anni 70 che ha 2 corsie, il traffico è aumentato in maniera esponenziale, non si è mai pensato di allargarla, c'era un progetto di fare la Romea commerciale ed è stato e si è arenato. Fatto sta che questa Romea è pericolosissima. Allora, per quel motivo ci mettiamo tutti questi autovelox, per farla più sicura o solo per far cassa? L'abbiamo sempre detto 1 miliardo di volte, purtroppo è solo per far cassa. Quindi dopo ritorniamo al discorso del posto di prima. Nelle varie scusa se ti interrompo, nelle varie amministrazioni comunali, appunto dei nostri comuni limitrofi, gli autovelox fanno parte del bilancio, sono messi a bilancio, quindi fanno parte del reddito. Addirittura l'anno prima, e quindi si prevede che l'anno prossimo ci sarà un bilancio, un incasso dovuto appunto grazie agli autovelox di un tot, insomma, che viene messo proprio a bilancio, quindi questa la dice lunga sulla funzione degli autovelox. Quindi non meravigliatevi se poi la gente si arrabbia. Posso dire la parolaccia? Si incazza, perché sì. Vabbè, si incazza, poi non è poi così grave. Cominciamo a fare veramente un esame di coscienza nei 3 post che abbiamo fatto fino adesso, sia quello per quanto riguarda molestie e informazione, per quanto riguarda media e informazione, per quanto riguarda autovelox. Sono tutti episodi che fanno arrabbiare sempre di più le persone. Le persone, quando sono arrabbiate, è difficile poi controllarle. Sì, è vero, è molto difficile controllarle. Poi dopo non meravigliatevi se succede qualcosa di negativo. Detto questo, gli autovelox fatti in questo sistema qua non servono assolutamente a niente per la sicurezza, servono sempre per spilare i quattrini. Esatto. Fin quando riuscirete a spilarli va bene. Sai che il 40% delle persone nel 2020 non hanno pagato le tasse? Non hanno pagato le tasse? Ecco, quindi, perché non ce la fanno. Meditate, gente, meditate. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. E allora siamo qua, siamo sempre noi, siamo pronti per continuare Made in Polesine di questa settimana. Adesso parliamo di Sanremo, che oramai è quasi in arrivo, si sa, a fine gennaio o primi giorni di febbraio arriverà anche quest'anno. Sanremo, musica e giovani. Una piccola parentesi, forse io e il buon Davide forse ci andiamo, ma quest'anno forse è la volta buona. Forse quest'anno è la volta buona. L'anno scorso dovevamo andare, poi c'è stato un problema tecnico e di famiglia di qualcuno che doveva venire con noi, però quest'anno forse andremo come inviati di Radio Diva, eccetera. E perché no? Ma questa è un'altra storia. Allora, Amadeus ha presentato la lista dei big che si presenteranno a Sanremo. Sono sempre quelli. Hanno riesumato ancora Morandi, insomma sono sempre quelli, alla fine esclusa qualche piccola variante, sono sempre quelli. Allora, il mercato discografico è un mercato che secondo me è sclerotizzato, tra l'altro si è spostato da una vendita fisica dei dischi a una vendita virtuale. Spotify sta facendo effettivamente la differenza. E quindi i musicisti, anche poi c'è tutto il movimento indie, i musicisti indipendenti eccetera, che poi però fino a ieri la musica era arte, però era anche reddito.
Però un giovane che certo, fa sì. musica, ne abbiamo parlato forse qualche post fa, che quando parlavamo del conservatorio di Adria, che effettivamente una grande passione, un grande studio, un grande impegno, però dopo alla fine chi riesce a campare facendo il musicista sono veramente la percentuale bassissima. Bassissima, sì. Questo divario si è allungato sempre di più con l'avvento delle nuove tecnologie, con l'obsolescenza anche dei programmi televisivi, eccetera. E quindi per un artista venirne fuori adesso è veramente molto ma molto difficile. Adesso quando parlano che un musicista ha 1 miliardo di visualizzazioni su Spotify, quanto prende? Non so, adesso la Quanto può percentuale. guadagnare? Cioè, Vabbè. alla fine le case discografiche sono tutte in tilt e stanno tutte chiudendo. I musicisti sono tutti. Sì, perché guarda, c'è la tendenza adesso a non avere proprio, come dicevi tu, il supporto tecnico. il CD oppure il vinile, anche se sta tornando un po' di moda, ma secondo me È una nicchia, sì. solo per i collezionisti e così via. E quindi si vende il proprio prodotto attraverso queste piattaforme, quindi ci sono i diritti d'autore, poi altre cose, insomma, non è che chi produce musica sia proprio allo sbando economicamente parlando. Stiamo parlando naturalmente dei grossi personaggi che quindi mi sembra che anche Jovanotti adesso con l'ultimo album che sta per presentare proprio in questi giorni non lo trovi in negozio, solamente online, quindi se lo vuoi acquistare, proprio il CD, acquisti il file praticamente, ma non hai il supporto, il CD oppure quello che è il vinile. Magari a richiesta potrebbe essere una cosa anche. Sì, però hai parlato di musicista come Jovanotti. Jovanotti, sì, certo. Al di là di tutto, c'ha un merchandising eccezionale, vendi di tutto di più, fai concerti e sai che adesso presenterà, quindi stiamo parlando di una nicchia di 7-8 musicisti che al di là che sia sul virtuale che sul fisico, a loro può interessare, c'è Vasco Rossi che riempie gli stadi, Ligabue o quant'altro. Il problema è che in questa maniera qua non emergono più musicisti nuovi. Ecco, era questa qua la polemica, quindi stiamo andando verso una deriva virtuale su tutto. Da una parte i social che stanno cannibalizzando i giornali, la carta stampata, sì. Lo Spotify o i vari supporti stanno cannibalizzando la musica, quindi va bene far così, non lo so. Ho visto poco tempo fa un filmato di Black Mirror che la gente praticamente viveva per comprare le cose virtuali agli avatar. Ecco, ci stiamo arrivando. Comunque secondo me il fatto di non avere supporto proprio fisico della musica non pregiudica, secondo me in nessun modo, l'artista che sia di fama, diciamo, affermato, oppure che sia proprio agli inizi, anche perché lo puoi vendere comunque il tuo prodotto attraverso la rete, insomma, ecco, quindi non vedo grosse io parlo grosse difficoltà, però insomma parlo che è difficile in questo momento per un musicista campare di musica. Certo, ecco, tutto questo qua mentre una volta nei favolosi anni 70, 80 o 60 addirittura le case discografiche guadagnavano, quindi potevano investire e potevano far crescere grandi musicisti, ma questa è una polemica. Vabbè, dai, e quindi adesso sentiamo un po' di musica. Sentiamo un po' di musica, ci sentiamo tra poco. Ultimo argomento di oggi che andiamo ad affrontare all'interno di Made in Polesine, visto che siamo proprio in clima natalizio, oramai ci siamo, parliamo del nostro Delta e Natale. Ecco, finiamo in bellezza. Dai. È stata come sempre una puntata. Ultimamente abbiamo delle puntate, per colpa mia più di tua, sì. Sempre polemiche. Sono diventato un vecchio bibbioso, sai che... vecchio bibbioso, sì. Un pepio. Ed è vero, però finiamo in bellezza. Con Natale, sai. Natale finalmente sta arrivando, siamo tutti più buoni, quindi anche noi adeguiamo, e quindi parliamo che a taglio di posta stanno organizzando un sacco di cose, e quindi seguite sui social le amministrazioni comunali, le varie Proloco. Portoviro addirittura ha messo questa io ieri sono andato a vederla, mega pistona di ghiaccio, 450 metri quadri, 40 metri per 15, straordinari, anzi 30 per 15, quindi
bella. Rosolina si sta vestendo a festa, stanno allestendo anche cose a Rosolina Mare. Porto Tolle anche, Adria sta mettendo le luminarie, quindi a Natale siamo tutti più buoni. Se riusciamo a conservare la bontà e la voglia di stare assieme, di condividere piaceri e bontà anche fino a fine febbraio, sarebbe una cosa buona e giusta, non sarebbe male, insomma, ecco. E quindi con questo augurio vi lasciamo con questo ultimo post e dopo ci salutiamo per l'ultimo. Hai visto? Tra poco allora. Gli uccellini. Vedi, anche lui adesso si è messo a fare il buono. Ci sentiamo tra poco. Siamo pronti allora per concludere la puntata di oggi di Made in Polesine. Solamente un breve intervento appunto per salutarci e per darci l'appuntamento alla prossima settimana, come sempre qui su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine Web TV. Ecco qua, ho detto tutto quanto. Dovevi aggiungere qualcosa? No, che Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Eccolo qua, questo è proprio il gran finale, il nostro countdown. Lo facciamo? Mo sì, dai. 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.